Cristo ci liberi dalla paura di incontrarlo nel povero e nel migrante. L'invito espresso dal Papa oggi pomeriggio a Sacrofano, la paura è l'origine della schiavitù e della dittatura. Tunnel Fontana Buona, il progetto c'è, potrebbe già partire, ma mancano i fondi. Il punto a Genova con Regione e Città Metropolitana. Spunta ipotesi alternativa da attuare con ANAS. Riunione al Ministero dell'Ambiente in vista dell'istituzione del Parco Nazionale di Portofino. I sindaci dicono partire dai confini attuali. Caso Diamanti, appello della Diconsum. Con il fallimento della Intermarket Diamond, chi ha in deposito le pietre in questa società deve fare domanda e rivendicarne la proprietà entro l'8 di marzo. Giro di boa per il viaggio a Cork di 12 allievi dell'ente Forma di Chiavari. Incontrati alcuni responsabili di aziende irlandesi all'avanguardia attive nel settore delle energie rinnovabili. Sulle tracce di San Martino, 5 incontri in altrettanti siti di interesse religioso, storico e artistico organizzati dal Museo Diocesano. Si parte domenica con Portofino. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Non avere paura di accogliere i poveri e i migranti è l'invito nuovamente espresso con forza da Papa Francesco nel pomeriggio di quest'oggi durante la messa celebrata alla Fraterna Domus di Sacrofano. L'Eucarestia è stata il momento di apertura del meeting promosso da Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e Centro Astalli dal titolo Liberi dalla paura. La sintesi nel servizio. Non aver paura, la frase ispirata al messaggio delle due letture della celebrazione eucaristica è il cuore dell'omelia pronunciata da Papa Francesco alla Fraterna Domus di Sacrofano. Il Santo Padre si rivolge ai tanti presenti che quotidianamente e spesso silenziosamente sono impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti. La paura è l'origine della schiavitù, spiega il Papa, e anche l'origine di ogni dittatura, perché sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori. Cristo continua a tendere la sua mano per salvarci e permettere l'incontro con Lui. Un incontro che ci salva, ci restituisce la gioia di essere Suoi discepoli. Ma come non ripiegarsi su se stessi rifugiandosi nella propria realtà quando le situazioni ci sembrano senza via d'uscita? Francesco lo ribadisce anche in questa occasione, quando non riusciamo a sentire la presenza di Dio e non siamo capaci di abbandonarci alla sua provvidenza. Ed è proprio questo senso di sconfitta, prosegue il Papa, che ci fa ergere muri di divisione, sempre, anche e soprattutto oggi, di fronte all'arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, sicurezza ed un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incontro. Lo dicevo l'anno scorso in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci. Rinunciare a un incontro non è umano. Veniamo adesso ai temi legati al nostro territorio. Si torna a parlare a livello istituzionale del tunnel della Fontana Buona. Si è svolto infatti questo pomeriggio a Genova un incontro tra i 12 sindaci della Vallata, più Rapallo in rappresentanza della Costa, il sindaco metropolitano Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Si è discusso del progetto. Gli amministratori hanno ribadito la necessità della realizzazione di quest'opera, per la quale tuttavia ad oggi mancano i soldi. Facciamo il punto. Per quanto riguarda il tunnel della Fontana Buona, il progetto definitivo, cioè quello necessario per l'apertura dei cantieri, esiste. È stato presentato da Autostrade per l'Italia al Ministero delle Infrastrutture il 15 maggio del 2015 ed è al terzo posto nell'elenco delle opere già cantierabili dopo la Gronda di Ponente e il raddoppio ferroviario. Servono però per realizzarlo e partire con i lavori 308 milioni di euro, che al momento, data la situazione politica che si è venuta a creare a livello nazionale, difficilmente si riusciranno a trovare nell'immediato. E questa ad oggi la situazione
localizzazione in cui si trova il progetto di collegamento della Val Fontana Buona con la A12 attraverso una galleria autostradale percorribile in 6 minuti. Il punto è stato fatto a Genova tra i sindaci del territorio, 35 i comuni che hanno chiesto ancora una volta che l'opera venga realizzata, il presidente della regione e il sindaco della città metropolitana. L'attenzione delle istituzioni è stata confermata, ma occorre adesso spostare i riflettori su Roma. Sicuramente il passo ulteriore è andare a parlare con l'interlocutore principale, che è il ministro delle infrastrutture Toninelli, al quale chiederemo di adoperarsi per ottenere il finanziamento dell'opera, che poi sia fatto attraverso autostrade in caso di risanamento dei rapporti o direttamente dal governo nel caso di revoca delle concessioni e di gestione diretta di autostrade, oppure ad un soggetto terzo, quale potrebbe essere Regione Liguria, nel caso in cui la concessione delle autostrade venisse data a tale soggetto, sta di fatto che chiederemo che una volta deciso chi gestirà autostrade si assuma l'onere di spendere questi soldi per la realizzazione del collegamento Costa A12. Nel frattempo è spuntata l'ipotesi di un mini tunnel, un altro progetto che però deve partire da zero, che punta però alla riduzione dei costi. Vero, questa è una novità che è uscita oggi. In via principale ovviamente abbiamo chiesto la realizzazione di questo famigerato, perché ormai il termine giusto è questo, tunnel. In via subordinata ci è stato proposto: potremmo cambiare interlocutore, parlare con ANAS, chiedere ad ANAS una rivisitazione integrale della viabilità del Tiguglio, in cui inserire un tunnel più corto fatto verso il fondovalle sulla 12 dal costo di 120-130 milioni. Intanto procedono a ritmo spedito i lavori per la ricostruzione della provinciale 227 di Portofino distrutta dalla mareggiata. Ad oggi, confermano i tecnici, è già possibile il transito di un mezzo adeguato lungo il tratto stradale interessato dal cantiere. Questo fa ben sperare per la riapertura del transito a senso unico alternato, inizialmente prevista per la giornata di Pasqua, possa essere anticipata di una settimana. Il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Franco Senarga, accompagnato dai vertici della regione, verificherà personalmente questa possibilità nella mattinata di domani nel corso di un sopralluogo. E si è svolta a Roma la riunione fra la direttrice generale del Ministero dell'Ambiente, Maria Carmela Giarratano, l'ente parco di Portofino e alcuni rappresentanti dei sindaci del Levante per discutere dell'istituzione del Parco Nazionale di Portofino al posto di quello regionale. Il territorio ha espresso l'istanza di proseguire l'iter sulla base dei confini attuali, che comprendono Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli. Ogni eventuale allargamento dell'area di interesse individuata dal Ministero, ossia dal Monte Fasce alla Collina delle Grazie e a Chiavari, dovrebbe essere valutata solo successivamente. Sentiamo. Sicuramente abbiamo condiviso alcuni elementi di criticità che andranno valutati insieme. Il primo è il dato identitario. Il parco di Portofino ad oggi coincide con il promontorio di Portofino. Voler allargare ad aree anche geograficamente distanti comporta una serie di riflessioni che vanno condivise. Il secondo è il dato economico. Nel momento in cui si pensa di trasformare un parco aumentando di 15 volte il suo dimensionamento a livello potenziale come area di interesse, è evidente che il budget di riferimento deve avere un proporzionale aumento per rendere l'operazione sostenibile. Il terzo è un dato amministrativo, perché sicuramente coinvolgere 20 comuni anziché 3 richiede una serie di sensibilità anche nei confronti di territori che non sono necessariamente omogenei, seppure magari simili dal punto di vista paesaggistico e ambientale, non sono omogenei dal punto di vista amministrativo, logistico, strategico, politico. L'entroterra è nettamente contrario. Portofino, Santa Margherita e Camogli sono uniti nel dire che occorre ragionare sull'attuale perimetro. Sarà questa la base sulla quale continuerete la trattativa col Ministero? Mi sembra che una logica pragmatica che condividiamo insieme sia quella di dire è importante raggiungere l'obiettivo del Parco Nazionale che i comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita hanno sempre desiderato e per cui tanto hanno lavorato.
Per raggiungere questo obiettivo, forse piuttosto che non estendere in questo momento a dismisura la perimetrazione del parco, è più ragionevole pensare a aprire un dialogo come è stato aperto e stabilire funzioni di coordinamento territoriale e modalità di fare rete che non necessariamente prevedono un ampliamento della perimetrazione del parco. Quali saranno ora i prossimi passaggi? L'iter al Ministero è iniziato già nel 2018, ci sono state 3 riunioni, ci saranno ulteriori tavoli di lavoro per portare avanti questa prospettiva che sicuramente per snodare quelle che sono le oggettive difficoltà richiede più passaggi, una costanza di confronto e di condivisione dell'obiettivo. Mi sembra che si stia ragionando però con serenità e senza preclusioni e questo forse è il dato fondamentale. Intanto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che stanzia oltre 950.000 euro per le scuole ligure danneggiate dal maltempo dell'autunno scorso. Le risorse verranno ripartite tra 20 comuni e consentiranno di intervenire su 51 istituti scolastici. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. E 2.700.000 euro derivanti dalle accise sulla benzina verranno stanziati dalla Regione per 27 interventi di ripristino della viabilità danneggiata nel corso degli eventi alluvionali dal 2014 al 2017. 530.000 euro andranno alla città metropolitana di Genova. Per quanto riguarda il nostro territorio, gli interventi sono il consolidamento della strada provinciale 31 di San Martino di Noceto e della provinciale 58 della Crocetta nel comune di Rapallo, il rifacimento della strada provinciale 68 del Facciù nel comune di Moneglia, la messa in sicurezza e costruzione di una passerella di attraversamento del Rio Reppia nel comune di Ne e la messa in sicurezza della strada comunale di Belpiano in località Costa Levaggi nel comune di Borzonasca. E prenderanno il via proprio lunedì prossimo i lavori di sistemazione della provinciale 58 della Crocetta di Rapallo. Per questo la città metropolitana istituirà a tratti saltuari un senso unico alternato regolato da semaforo all'altezza dei chilometri 10 e 13. I lavori hanno durata prevista di un mese. Continuano a Chiavari le pulizie straordinarie dei canali, delle acque piovane cittadine. Lunedì prossimo, 18 febbraio, a partire dalle 9 fino al termine dei lavori, verrà chiuso un tratto di via Entella da via Marsala fino al passo delle Clarisse per consentire agli operai comunali e a quelli di Iren di procedere con la rimozione dei detriti presenti nella vasca di decantazione sottostante il convento delle Clarisse che giunge in Corso Dante innestandosi al canale primario. Si potrà quindi raggiungere piazza Matteotti passando per via Grimaldi. Nel corso di questa settimana, vediamo proprio le foto, si è provveduta alla pulizia e svuotamento delle vasche di decantazione presenti in piazza San Fron e in via Bado Gianotto. Spiega il consigliere delegato Paolo Garibaldi, sono state verificate le condizioni e pulite quelle presenti nei canali di Corso Dante, di via Grimaldi e di Corso Lavagna, svuotando le vasche presenti all'incrocio tra via Orsi e via Gastaldi. E a Lavagna partiranno invece il 25 febbraio gli interventi di pulizia della rete di smaltimento delle acque bianche. I lavori sono stati assegnati tramite gara all'impresa Dentone di Sestri Levante. Nel complesso l'intervento ammonta a 50.000 euro e interessa la via Aurelia, via Previati e alcune traverse del centro storico, Caviborgo e le cunette di via Tedisio e di via dei Cogorno. I lavori avranno durata di circa un mese e mezzo con un impatto minimo sulla circolazione. Il Comune di Lavagna ha indetto 2 nuovi bandi per la vendita di terreni di proprietà comunale. Uno si trova in via Repetto, a nord del Parco Tigullio, il secondo si trova in via della Pineta, nelle immediate alture di Cavi. E torniamo ad occuparci del caso Diamanti e del fallimento della Intermarket Diamond Business. Chi avesse acquistato le pietre preziose lasciandole in custodia presso la stessa società ha tempo fino all'8 di marzo per rivendicare la proprietà di questi beni. Occorre dunque presentare domanda prima che vengano inglobati nella disponibilità economica del curatore fallimentare con il rischio di perderli definitivamente. E per avere aiuto nel presentare la pratica ci si può rivolgere agli sportelli della Diconsum CILS delle Tigullio. Vediamo. Il rischio che questi beni qua finiscano nella massa attiva della curatela fallimentare. Ergo non solo dalla padella alle braccia, ma ancora di peggio, nel senso che oltre ad avere un valore molto minore rispetto a quello che pensavano di aver investito, non si trovano neanche più i beni in mano, perché finiscono nelle mani della curatela.
Nei giorni scorsi c'era stato un confronto con le banche per arrivare ad un accordo bonario sui risarcimenti in merito agli diamanti acquistati. Ci sono novità da questo punto di vista? Stiamo portando avanti un discorso che non dico sia in discesa, ma posso già affermare che incominciamo a vedere la luce fuori in fondo al tunnel. A partire dal 18 di questo mese qui incominceremo ad affrontare caso per caso, persona per persona, le offerte che ci sono state date e quindi potrebbero avere un ristoro immediato in termini economici, cioè liquidità da parte della banca, al di là di quelli che possono essere i valori legati alle pietre. Oltre 300 ad oggi i casi che sono affrontati da parte dei vostri uffici, che storie ci sono dietro? Di tutto di più. La situazione sono parecchie persone, specialmente le persone anziane, che hanno investito beni credendo di fare cosa gradita ai propri nipoti, però ci sono anche persone che hanno investito le proprie liquidazioni dentro e quindi si trovano nella situazione in cui non hanno neanche la liquidità. Ho dei casi allucinanti del tipo di persone che vanno in banca, hanno bisogno di liquidità per pagare la dentiera e vanno in banca a chiedere soldi e gli chiedono di mettere queste pietre qui a garanzia, quindi le beffe proprio. Devono mettere a garanzia queste pietre, pagano gli interessi per avere il beneficio di acquisire e di acquistare dei beni tipo di prima necessità, quindi è una cosa veramente che fa pena. Tutte le linee guida ai comuni per applicare la proroga di 15 anni delle concessioni e dei beni demaniali decisa dal governo e inserita nella legge di stabilità sono state inviate dall'assessorato al demanio della regione Liguria per dare a tutti i comuni e alle autorità portuali le indicazioni per mettere in atto la legge entrata in vigore dal 1 gennaio del 2019. E al via il piano di vendita di 384 alloggi di edilizia residenziale pubblica di arte, lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell'assessore all'edilizia. Le somme incassate serviranno per il recupero e la manutenzione degli alloggi popolari sfitti e per costruire 15 nuovi alloggi che saranno realizzati secondo un nuovo sistema modulare prefabbricato a costi contenuti con alte prestazioni energetiche. Si prevede infatti di incamerare oltre 13 milioni di euro. Le zone interessate dal piano vendita nel Levante sono Aurero, Borzonasca, Cicagna, Favale di Malvaro, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Voltiamo pagina, continua regalando tante soddisfazioni il viaggio studio a Cork per i 12 allievi dell'Ente Forma di Chiavari. Arrivati in Irlanda sabato scorso, i ragazzi sono subito entrati nel vivo delle lezioni di lingua inglese e stanno incontrando alcuni responsabili di aziende all'avanguardia impiegate nel settore delle energie rinnovabili. Vediamo. Giro di boa per il viaggio studio dei 12 allievi dell'Ente Forma di Chiavari a Cork, in Irlanda, per approfondire la conoscenza della lingua inglese e per conoscere l'attività di alcune aziende irlandesi attive nel settore delle energie alternative e della termoidraulica. Partiti sabato scorso, accompagnati dai docenti, i ragazzi sono stati accolti subito dalle famiglie e hanno iniziato a frequentare le lezioni seguite da un insegnante madrelingua. Al pomeriggio invece sono stati ricevuti dai responsabili di alcune aziende come la Jones Celtic Bioenergy e vissuto momenti di scambio culturale. Un'esperienza importante per il loro cammino di crescita personale e scolastica, ormai quasi alla fine, per una realtà, l'Ente Forma, che da sempre cerca di stare al passo con l'innovazione tecnologica nei diversi settori in cui porta avanti la formazione. Il cambiamento è continuo e noi facciamo intervenire alle lezioni le maggiori industrie italiane ed europee per cercare noi stessi di tenere il passo, di essere aggiornati. Abbiamo anche degli scambi significativi con i maggiori istituti italiani ed europei, tipo Casa Clima, tipo Passive House, e quindi l'aggiornamento sia del nostro personale sia in campo tecnologico è seguito con estrema attenzione. Qui abbiamo uno dei tassi occupazionali più alti degli enti di formazione del territorio. Questo comunque può essere un incentivo per le famiglie che cercano un futuro per i loro ragazzi. Sì, certo, non abbiamo parlato, ma oltre agli allievi che sono diventati aziende, che sono
sono moltissimi, sono oltre 80, saranno vicini ormai al centinaio, non abbiamo più fatto ricerche sul campo, la maggior parte dei nostri ragazzi si inseriscono in azienda e quindi questo è un elemento positivo e penso che sia fondamentale. Un episodio lo conferma di questa società olandese che ha cercato proprio i vostri ragazzi? Sì, è stata una cosa abbastanza casuale, a dire la verità. Abbiamo avuto questa segnalazione, i nostri ragazzi hanno partecipato a questi colloqui di selezione e sono stati presi in blocco e quindi questo penso che sia un elemento significativo. Il Comune di Chiavari ha liberalizzato l'esercizio di più attività commerciali, artigianali e professionali all'interno di un'unica unità immobiliare. Durante la seduta di questa mattina la Giunta ha disposto l'annullamento della delibera del 2014 che stabiliva l'apertura di un unico esercizio per unità immobiliare a destinazione commerciale. La norma è stata disapplicata poiché non coerente con le leggi vigenti e anche di derivazione europea. E prosegue il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione di Chiavari, in particolare per lo svolgimento delle procedure di gara, il Comune a partire da marzo si affiderà alla piattaforma telematica Sintel. Il portale sarà anche utilizzato per gli acquisti sopra la soglia di 40.000 euro per beni e servizi e di 150.000 euro per i lavori pubblici. Voltiamo pagina, domenica inizia il percorso sulle tracce di San Martino, serie di itinerari fra religione, storia e arte organizzati dal Museo Diocesano. Si parte con Portofino e poi si prosegue con un incontro al mese fino a maggio. Il corso, accreditato per l'aggiornamento professionale all'Ordine degli Architetti, è aperto a tutti. Ogni lezione avrà inizio alle 15. Compie 20 anni l'itinerario storico, artistico e religioso organizzato ogni anno dal Museo Diocesano. Vengono proposti in varie località del territorio una serie di incontri su un tema. Lo scorso anno San Michele, quest'anno San Martino. È una scelta interessante da un punto di vista storico e teologico, perché San Michele è il patrono dei Longobardi, quindi una cultura anche cristiana ma che era inserita in qualche tipo di eresia. I Longobardi non sempre erano retti sulla divinità di Cristo, e invece San Martino è il patrono dei bizantini, che è la corrente orientale con la quale avevano poi i padri della Chiesa orientato sul concilio di Nicea. Nella diocesi di Chiavari sono 10 le chiese dedicate a San Martino, un culto che risale all'Alto Medioevo. Gli itinerari che verranno proposti quest'anno sono 5, tutti inseriti in contesti ambientali e storici di particolare interesse. Inizieremo da Portofino domenica 17 febbraio. Domenica 10 marzo invece andremo a San Martino di Noceto. Domenica 7 aprile saremo a Magena, qui a Chiavari. Domenica 5 maggio invece a San Martino di Bargone, mentre sempre di domenica il 19 maggio ci sarà la chiusura a Sopra la Croce a San Martino di Liciorno. Sono soprattutto i contesti che sono di particolare pregio. Liciorno è un rudere, sono ruderi di una chiesa all'interno di un bosco, proprio al centro della costellazione delle frazioni Sopra la Croce. E poi storico, perché devo dire che sono tutti temi che si prestano a sfaccettature storiche particolari. La parrocchia di San Bartolomeo di Serra a Cicagna celebra la festa di Nostra Signora di Lourdes. Domenica alle 15 la messa per gli ammalati e gli anziani sarà concelebrata da Don Mario Moltedo e da Don Cristiano Princiotta Carriddi. I canti mariani verranno eseguiti dal coro interparrocchiale. La cronaca, 3 denunce per altrettanti cittadini del Tigullio sono state presentate dai carabinieri per 3 fattispecie di reati diversi. A Lavagna i carabinieri hanno denunciato un 31enne straniero senza fissa dimora, reo di aver asportato denaro da una giacca lasciata momentaneamente incustodita all'interno di un supermercato locale. L'uomo è stato riconosciuto attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza quale autore di furto con destrezza. A Sesti Levante un 56enne con precedenti di polizia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il controllo è avvenuto mentre si trovava a bordo del suo ciclomotore. Sempre a Sestri, un 26enne straniero sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato perché al momento del controllo non risultava presente all'interno della sua abitazione.
E sul sito di ANSA Liguria andiamo a Rapallo, il grande impegno degli uomini della Capitaneria di Porto nella notte dell'emergenza durante la più violenta mareggiata mai vista a Rapallo e il lavoro complesso e ininterrotto svolto da fine ottobre per coordinare le forze impegnate a liberare il golfo dagli yacht schiantati sulla costa. Sono i motivi questi per cui il comandante della Capitaneria di Porto di Rapallo, Vincenzo Orlando, e i suoi uomini saranno premiati domani dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Riceveranno in omaggio una preziosa casetta in legno e pietra realizzata da un artigiano per il presepe che il circolo apre al pubblico a Natale. Dunque domani questo appuntamento a Rapallo, vediamone altri contenuti nella nostra agenda. Appuntamenti in agenda per sabato 16 febbraio. Dalle 9 alle 11 Open Day in previsione dell'apertura della scuola materna statale di Carasco che sarà ospitata nel plesso scolastico Istituto Comprensivo Valli e Carasco. Alle 10.30 a Chiavari, nella sala Ghio Schiffini della Società Economica, si svolge l'annuale cerimonia di consegna delle borse di studio per l'anno scolastico 2017-2018 da parte della Fondazione Italiana Antonio Devoto. Alle 10.30 in località La Squazza a Borzonasca si terrà la commemorazione dell'eccidio avvenuto in questo luogo il 15 febbraio del 1945 del sacrificio del partigiano Antonio Cabanne Nino, caduto al passo della Forcella il 10 aprile del 1945. Dalle 15 alle 18, per chi si è prenotato, sarà possibile partecipare al corso base di ciclo riparazione organizzato dalla FIAB Teguglio Vivi in Bici nella propria sede di Viale Danti a Sestri Levante. Alle 16 al Circolo Acli Fanin di Chiavari, incontro con la dottoressa Daniela Stradini, specialista in dermatologia, che parlerà di invecchiamento della pelle e come contrastarlo. Nell'ambito della rassegna Sabato in biblioteca Donne nel 68, il tema della conferenza è in programma alle 16 nella Biblioteca Internazionale Città di Rapallo, che ha sede a Villa Tiguglio. 1829, la via Aurelia attraversa Rapallo. È il titolo della conferenza del saggista Agostino Pendola, in programma alle 16.30 nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. Lo spettacolo per bambini di Gino Balestrino dal titolo Matite verrà portato in scena al Teatro degli Emiliani di Genova Nervi, inizio della rappresentazione alle 16.30. Programmare un viaggio da Genova a Londra e poi trovarsi a Chicago. È il tema della conferenza che Michele Priolo e Franco Lazzari terranno nell'ambito della rassegna Uomini e Navi della Lega Navale di Chiavari e Lavagna. Appuntamento alle 17 nel box 51 del porto turistico chiavarese. Alle 17, nel piccolo auditorium della Filarmonica di Chiavari, si terrà la presentazione del libro catalogo Dalla parte dei buoni, la vita e l'opera di Renzo Calegari. Alle 18 seguirà l'inaugurazione della mostra omonima allestita nel foyer dell'auditorium e aperta fino a domenica 23 febbraio. Love is in the air, il corteggiamento negli uccelli selvatici, è il titolo della conferenza organizzata dalla Lipo del Tiguglio. L'incontro si terrà a partire dalle 17.30 nei locali della Torre Civica di Via della Cittadella a Chiavari. Alle 21 nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante si terrà il Gran Galà di premiazione del secondo concorso nazionale teatrale Carlo D'Apporto. Nel corso della serata è in programma anche l'esibizione dei 3 finalisti del secondo concorso di corti teatrali Coop Corti. Ancora al Teatro degli Emiliani di Genova Nervi, a partire dalle 21 verrà portato in scena il Fu Mattia Pascal, sul palco l'attore Pietro Montadon. Infine terza serata di Comic Bazar al Teatro di Monleone di Cicagna. A partire dalle 21 Carlo Denei, fondatore dello storico gruppo Cavalli Marci, e Stefano Lasagna, tra i big di Zelilagbe, porteranno in scena lo spettacolo di Cabaret Si Muore. In chiusura alcune notizie di sport, si rafforza il legame tra l'Istituto Giannina Gaslini e la Virtus Entella. Oggi pomeriggio la squadra biancoceleste al completo è tornata a far visita ai piccoli pazienti portando loro qualche dono. Nell'occasione è stato consegnato al presidente del nosocomio Pietro Pongiglione un assegno da 28.000 euro raccolti nel corso del 2018 dall'Associazione Entella nel Cuore. Siamo davvero grati alla Virtus Entella, ha commentato il presidente dell'istituto, che nel tempo continua a sostenerci con grande senso di responsabilità e straordinaria generosità. L'Entella ormai ha adottato l'unità operativa complessa di neurochirurgia dell'Istituto Gaslini, grazie alle preziose donazioni, frutto delle raccolte fondi degli Entella nel Cuore a favore dell'Associazione Gaslini Onlus. E sul fronte agonistico la squadra biancoceleste, reduce dalla bella vittoria con la capolista, si sta preparando all'incontro di domenica prossima in esterna con la Lucchese.
Pallanuoto, in vasca domani le squadre del Tigullio. Nella A2 maschile, dopo la sconfitta con il Vela Nuoto Ancona, prima in classifica, il Lavagna 90 vuole riprendere a fare punti per mantenere la posizione playoff. Domani sarà a Como, impegnato in una gara decisamente difficile perché i lombardi in casa sono temibili. La Serie B maschile, il Chiavari Nuoto ospita la Firenze Pallanuoto, fischio di inizio alle 19 nella piscina comunale di Largo Pessagno a Chiavari. E in chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera la nuova puntata della rubrica Noi Chiesa, in onda alle 21:10 su Telepace 1 canale 15. Vediamone in anteprima i titoli. Il vescovo ha indetto la seconda visita pastorale alla diocesi di Chiavari. Gesù, scrive nella lettera di indizione, chiede di salire sulla nostra barca per annunciare il Vangelo. Con il secondo semestre la Scuola di Teologia di Chiavari avvia nuovi corsi sulla dottrina sociale della Chiesa e sul dialogo interreligioso, aperte le iscrizioni alle lezioni che partiranno lunedì. Porre al centro la persona, non i bilanci, il vescovo nella giornata del malato ha invitato a fare un esame di coscienza serio nel processo di cura e accompagnamento dei sofferenti. C'è bisogno di cuori che vogliono davvero la pace, è l'appello del vescovo diocesano alla veglia di preghiera nella Basilica dei Fieschi. Oggi ha spiegato la pace è in discussione. Ed è tutto per questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna domani mattina a 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.